Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Bentrovati amici all'ascolto e in visione nei nostri canali video con questo appuntamento di In Classica che dedichiamo ad una delle manifestazioni più importanti forse dell'apprendimento, se così si può dire, il masterclass. Ne parliamo con il maestro Giuseppe Barutti, veneziano, a detta dei suoi colleghi forse il più importante violoncellista italiano, il più bravo, dicono, violoncellista italiano. In effetti ha un curriculum davvero degno della massima attenzione. Ha cominciato giovanissimo, ha vinto nella sezione violoncello il prestigiosissimo concorso internazionale e nazionale di violino di Vittorio Veneto, ma meglio lasciare dire a lui quante medaglie ha nel suo medagliere. No, diciamo che da piccolino ero un virtuoso e oltre che appassionato al violoncello ero anche un appassionato alla vita, perché non ero un bambino che studiava sulle 10 ore al giorno. Mi piaceva tanto suonare e ho vinto 3-4 concorsi dagli 11 fino ai 14 anni. Poi sono entrato molto presto all'Orchestra della Fenice e con i solisti veneti. Neanche ventenne forse? Neanche ventenne, sì. La Scala? Alla Scala anche, sì. E dopo mi sono dedicato soprattutto alla musica da camera e dopo i 30 anni alla ricerca soprattutto. Ecco che qui viene in gioco la masterclass che terrò a Preganziol, Villa Marcello, zona. Dal 22 al 24 marzo. Ecco, entriamo un attimino nel concetto di masterclass. Ce lo spiega? Allora, la masterclass vogliono dire tante cose. Una masterclass è il maestro che si rivolge all'allievo e fa delle lezioni. Quindi in questo caso è una masterclass rivolta esclusivamente alle suite di Bach. Ho voluto improntare il lavoro sulle suite di Bach perché è, diciamo, l'autore che più ci ha strutturato a noi musicisti ed è quello che è riuscito a concepire e a contenere la forma della tonalità, grazie comunque anche a tutta la scuola veneta di Vivaldi, Albinoni. Lui si era molto diciamo rivolto soprattutto a Vivaldi con le trascrizioni, quindi questa è un po' la tematica della masterclass. Infatti, a quanto risulta, le 12 trascrizioni di Vivaldi è l'unica opera rimasta nel periodo dell'oblio, nei 180 anni d'oblio di Vivaldi, l'unica opera che c'era dato conoscere, a parte le 4 stagioni che sono tuttora nella Biblioteca Nazionale Reale di Bruxelles. Certo. Che tipo di masterclass sarà? Allora, sarà una masterclass, innanzitutto non si può avere un'idea fissa e esporla agli allievi, agli studenti o anche comunque agli uditori, ma dipende molto dallo spazio, dal tipo di persone che ti circondano, dal tipo di acustica, dal tipo di mangiare, qualunque cosa, cioè non c'è niente di fisso. Diciamo che la tematica fissa è Bach e l'intervallo di quinta, perché senza intervallo di quinta, senza la relazione della quinta, che la quinta è una relazione questa, 5 note, e difatti il violoncello è accordato tutto per quinte, come il violino. Grazie a questi intervalli si può andare da una tonalità all'altra. Senza quinta non si va da nessuna parte, è fondamentale.
possiamo invitarla a farci un esempio Certo. che va oltre Certo. l'arpeggio. Allora, nella prima suite di Bach, voi sentite questa meravigliosa melodia, ma sotto questa melodia si nasconde quella struttura solida che Bach ha scolpito nella storia della musica, che è, questo non è altro che un accordo che, messo nella sua fondamentale, cioè la quinta e la terza, abbiamo Sol. Il secondo accordo è Do, la sua fondamentale, una quinta sotto. Il terzo accordo ecco che qua incredibilmente arriva il Re, cioè la quinta sopra, e finalmente torna al suo Sol. Quindi abbiamo Sol, Do la quinta sotto, Re la quinta sopra e di nuovo torna al Sol. Questo all'interno della suite, che sono all'interno delle danze, si svilupperà attraverso le tonalità, e così possiamo seguire il cammino armonico grazie alla quinta, perché senza quinta non si va da nessuna parte. Qui tocca a un altro ospite di questa nostra puntata, che è il maestro Giorgio Sini. Mi pare voi siate compagni di ventura per quanto riguarda la prima parte della vostra vita da musicisti, e diamo l'assist a lui per una qualche domanda tecnica. Beh, siamo compagni di banco, siamo stati compagni di banco al Conservatorio di Venezia. In qualche modo a Venezia ci ha forgiato, Certo. Giuseppe, vero? E coincidenza della vita abbiamo anche collaborato ultimamente insieme, anche con i solisti di Radio Veneto 1, eccetera. E ho notato una cosa che Giuseppe Barutti tu avevi fin da ragazzino, questa genialità, naturalmente, la tua prerogativa, e anche l'arte dell'improvvisazione, questo fatto anche di variare, prerogativa tra l'altro una caratteristica che pochi possono permettersi, i grandi artisti come te. Ad esempio mi viene in mente il concerto, quello per violoncello di Vivaldi, sì, nel 419, certo. pam 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 pam. Certo. E lì tu fai delle variazioni tutte tue personali. Sì. La domanda che ti faccio: prosegui naturalmente questa tua genialità che avevi fin da ragazzino. Sì. Abbiamo poi anche racconti. Questa la trasmetterai anche nel tuo corso che terrai. Allora, qua dipende dal soggetto. Io lascio la libertà di improvvisare, però, come diceva De Filippo, per improvvisare veramente bene bisogna tanto provare, e se non c'è la base sotto, sì, rimane tutto. Purtroppo io, anche quando facevo gli scherzetti in conservatorio, ci divertivamo tanto, io mi mettevo a casa con il registratore, mi registravo, provavo, ascoltavo, andavo sopra, quindi la spontaneità prende il volo se c'è la base sotto. Ecco che qui mi riporto a questa grande scuola del maestro Bach, che senza le quinte non si va da nessuna parte. Anche in architettura questo, e anche in pittura. Quindi una legge anche in qualche modo, sì, matematica. Perché, assolutamente sì. E dove appunto la forza della natura entra anche certo. nella musica. Beh, è una cosa che poi tu hai avuto sempre, poi anche nelle tue estrosità. Ricordo quando poi qualche volta scappavamo dalle lezioni delle scuole medie, certo, non ce la facevamo più. Non ce la facevamo più. No. Andavamo a provare le quinte nei meandri del conservatorio, certo. no? Infatti ci sono tanti aneddoti, sto per qui poi raccontarli tutti. No, anche perché ci vorrebbe la censura. Ci sarebbe, con Giuseppe, insomma, tu hai fatto delle cose stupende poi, ecco, nella tua. Ricordo poi anche, sei stato anche scoperto anche da Pippo Baudo, tu hai partecipato a una famosa trasmissione ed eri ragazzino, sì, no? nel come 1986, bambino prodigio. Sì, Fantastico 6, e lì mi sono divertito tantissimo. Certo. Anche se bisogna stare molto attenti, perché anche lì ci vuole un certo tipo di educazione,
e sono un po' stato scottato da questa avventura perché tanta fama, tanto successo così all'improvviso fa di modo che le basi non si costruiscono. Certo, se ho ben capito, quindi tu darai a questo corso sicuramente a questi tuoi allievi cercherai di scoprire il loro estro e la loro genialità, però la base che tu hai detto, però, la preparazione sempre. Assolutamente, perché lì il lavoro duro, insomma. Lì uno si sa orientare e non può, e magari non perde una settimana su una fioritura, quando invece puoi andare sulla fondamentale. Benissimo. Beh, io chiederei di fare un esempio, qualcosa musicale. Come no? Come no? Un esempio invece, insomma, un pezzo che ci fai sentire al nostro pubblico. Certo. Scusa, permettimi, questo è un violoncello che tu usi, anche un nostro liutaio. Sì, questo è Simeone invece. Questo è un violoncello del mio carissimo amico Franco Simeone, Sì, che salutiamo poi, che anche lì ci sono delle leggi fondamentali, sempre della quinta sotto, perché senza queste leggi funzionali non si può ottenere l'arte. E questo è veramente il mistero, però che poi invece viene fuori, quel mistero della quinta, certo. Queste leggi matematiche che poi danno. Che la matematica, che io odiavo, che adesso invece sto rivalutando, alla fin fine può essere anche stranamente una cosa emozionale, che ti hanno sempre insegnato la matematica è una cosa fredda, invece no, la matematica può essere una cosa veramente che ti tocca, ti muove, ti commuove. Un brano che ci fa emozionare, prego. Facciamo un applauso anche per i nuovi meriti che sono il pubblico, è emozione pura. Uno strumento che sembra parlare, il violoncello, lo strumento forse più vicino alla voce. Chi può partecipare a questa masterclass? Chi può avere il massimo di beneficio da questa masterclass? Le parlava anche sì, di auditori. Sì, io infatti ho i miei allievi ovviamente collaborano, violoncellisti, ma anche persone che sono attratte dalla musica, attratte da qualche cosa. Quelle secondo me sono le persone che a me più interessano, perché può scattare qualcosa di magico e di veramente commovente. Io ci terrei che non solo musicisti venissero anche come uditori a questa masterclass. Quindi è prevista anche la partecipazione di persone che dal punto di vista emozionale hanno attrazione, perché no, per questo strumento. Assolutamente, e curiosità soprattutto. Sì. Orari? Allora, appunto dal 22 al 24 febbraio e gli orari sono dalle 10 fino alle 18-19 e il domenica, che è l'ultimo giorno, ci sarà anche un piccolo concerto improvvisato tra il docente, che sono io, e gli allievi, e magari qualche uditore. Oltre al talento, maestro Barutti, per diventare bravi musicisti
che altre doti bisogna avere? Allora bisogna tirare chilometri e chilometri di arco, veramente ci vuole lo studio, cioè bisogna mettersi là, provare, riprovare e riprovare, assolutamente, quello proprio per riuscire ad ottenere qualcosa, non ci sono gran segreti. Ma è la parola chilometri di arco. Sì, non c'è niente da fare. Bellissima. Sì, come certo. anche dipingere, anche lì, cioè, è il pennello del pittore. certo, bisogna praticare, non c'è niente da fare. E dopo anni di questo tipo di lavoro, anche di insegnamento, qual è il livello dei musicisti nostri? Il livello, ovviamente, il livello per noi è trascendente, perché per me anche la sarabanda che vi ho fatto prima della prima suite di Bach, non si tratta più di tirare l'arco, a vedere se la mano è giusta, se l'intonazione va bene, ma è proprio mettersi in contatto con una specie di ipnosi superiore, e quella devo dire è una cosa molto gratificante. Ma ci sono parecchi ragazzi che hanno questo tipo di come dire, realizzazione, che percepiscono questo. Certo. Cioè, come ci poniamo anche rispetto al panorama internazionale? È sempre molto difficile, perché il mondo è grande, pieno di insegnanti, pieno di concorsi, pieno di realtà musicali, ma manca la spontaneità nel ritornare a quello che era la musica, che nasceva non come spettacolo, ma come un sentimento che veniva fuori dall'uomo. E quello che mi piacerebbe che riusciamo a riappropriarci di questa cosa. Oggi quindi siamo più propensi alla spettacolarizzazione che all'interiorizzazione. Assolutamente sì, siamo proprio verso l'estroversione, e purtroppo vediamo anche i risultati. Ecco che bel suono, quanto suono, che cavata, che... No, non è questo il dialogo che voleva dire Bach, è un dialogo intimo, è un qualche cosa che nasce da dentro. Ecco, invece uno studio, si prende lo strumento sonoro, va per fare lo spettacolo, ed è completamente fuori da quello che è il messaggio che invece Bach ha voluto inviare. Ma in effetti sì, è vero, c'è un po', ecco, negli ultimi tempi, lo è stato anche nei tempi di Mozart, che è il bambino prodigio, quindi il virtuosismo, a volte il virtuosismo mi dice anche fine a se stesso, la spettacolarizzazione, ecco, del che suono. Che ci sta, va bene, perché, però tu dici giustamente. Ma non solo quello, non ci solo deve essere quello, qualche cosa assolutamente. Abbiamo dei macina-note, insomma, qualche volta, di cosiddetti macina-note meccaniche sono, però alla fine forse non è poi quello. Anche l'idea di Bach era quello appunto di portare all'elevazione lo spirito umano, no? Certo. Lo spirito. Ecco la tua arte, però poi ci levi, siamo qui in studio, ma veramente ci tento fai venire i brividi quando va. suoni, perché c'è qualcosa di quella è proprio, lo usi come un pittore usa, ecco, sì. fai il colore del quadro e dai le tue emozioni. Io modestamente, e ne vado molto fiero, per 4 anni ho affiancato alla musica il lavoro di artigiano, cioè io ho ripreso il lavoro di quando il papà è mancato. Mio papà era uno dei più grandi lacadori, doradori veneziani. Ho appreso l'arte che già la conoscevo da piccolo, ed è incredibile perché trovi delle cose simili, eccezionali. Quindi cresci con questo, cresci con la doratura, con l'architettura. Ma poi una cosa così, come ultima battuta, cioè, i pianisti, insomma, pianoforte, sai, abbiamo un contatto digitale, ma sta lì. Ma voi lo strumento lo abbracciate proprio, no? Sì. E quindi la vibrazione stessa del legno entra nel tuo corpo, no? Quindi, certo. E questa è una cosa anche interessante, no? Visto che lo vedo da te. Certo, sì, è stupendo, è una cosa che senti proprio fisicamente, anche la produzione del suono in tutto il tuo corpo unita proprio. Devo dire che sotto questo profilo, ad esempio, quando da giovane magari facevo bisbocce,
e ci facevamo le nostre belle Me lo magari ricordo. ubriacature. No, perché giorno- diciamo, scusate, andavamo a Caramelle. Ti Esatto. ricordi che c'era la Certo. banca delle caramelle fuori che ha Esatto. passato Stefano? Vabbè. Il giorno dopo che si è molto stanchi, se si fa una mezz'ora di corde vuote, subito, immediatamente il fisico Ha un beneficio. si prova un beneficio, si adatta alla tonalità del violoncello, e questa è una... E la corto delle quinte, come sì. dicevi prima. che è molto Vabbè, certo. interessante, molto interessante. Un altro esempio, penso che Allora vi faccio solo 2 stacchi di minuetti. Vi faccio sentire questo aspetto che sta dentro la quinta, che è l'aspetto del maggiore e l'aspetto del minore. La quinta è dentro maggiore e minore. Maggiore. Minore. Tutto qui. Quinta, maggiore, minore. Luce Fantastico. e ombra. Luce e ombra, E fantastico. colore. E poi il periodo vedo che tu suoni tra l'altro al tasto quando fai il minore, che dà un suono flautato. Certo. È difficile da realizzare. Al tasto significa, ecco, per gli ascoltatori che Sì, non- alla tastiera. Vicino alla tastiera. E suonando vicino alla tastiera, il suono viene fuori così. E tu veramente l'hai dato. È difficilissimo fare questi suoni con l'arco e renderli così belli e puri. Ma dopo tanti anni, Nel minore, quindi. dopo tanti anni, non si pensa più che si va alla tastiera, ma si fa. Si fa, beh, certo, insomma. Esatto. Come E questo quello che come trasmetterai nel tuo corso ai tuoi, Spero, ai tuoi certo. allievi. Abbiamo ascoltato divagazioni sulla masterclass Bach e l'intervallo di quinta, grazie al maestro Giuseppe Barutti, grazie al maestro Giorgio Sini. Il masterclass si terrà a Villa Marcello Zorn di Preganziol dal 22 al 24 febbraio prossimo, aperto anche ad auditori. Grazie ancora per l'ascolto. Grazie mille. Grazie. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.